Buongiorno a tutti, mi sentite sì? Bene, allora vediamo di far partire qui un attimo l'immagine, eccoci qua. Eccoci. Verbo incarnato è il nome di questo istituto, no? E allora, siccome io quando avevo 15-16 anni mi piaceva molto la storia e a scuola mi veniva spiegato spesso quanti danni e quante malvagità avesse fatto la Chiesa Cattolica, e la Chiesa Cattolica di qua, e la Chiesa Cattolica di là, e i papi su e i papi giù. Per quello poi sono diventato professore di storia, nel senso che ho voluto studiare veramente come stavano le cose. Ho fatto gli esami sulla storia dell'Inquisizione, il processo Galilei, tutte le cose un po' più scabrose, perché mi sembrava che se Dio si è fatto uomo, se si è incarnato, la storia deve essere cambiata, non può essere rimasta come prima. Nei miei corsi di studi classici, quindi il latino, il greco, la bellezza del mondo antico, veniva spesso elogiata e raccontata, mentre il Medioevo, come voi sapete, appariva come un periodo buio, così, una palude, un periodaccio terribile. Questo non avrei, se fosse stato così, avrei dovuto, si sente male? Avrei dovuto dire che la mia fede effettivamente non portava dei frutti nella storia. Se Gesù Cristo si è fatto uomo, ripeto, deve essere cambiata la storia. E col tempo vorrei cercare di farvi vedere alcune cose che hanno cambiato la storia. Qui avete l'immagine di Gesù bambino e noi siamo abituati a festeggiare il Natale. È un'abitudine talmente abitudinaria che abbiamo perso spesso il significato proprio storico di questo evento. Che cosa succede 2022 anni fa circa? Succede che Dio, che è l'Onnipotente, si fa uomo e si fa bambino, cioè sceglie la forma più impotente, più fragile che esista al mondo. Ma che cos'era il bambino nel mondo antico? Che cos'era il bambino nel mondo greco, nel mondo romano, nel mondo pagano? Se noi pensiamo all'antica Roma, che quindi stiamo parlando della civiltà più evoluta insieme alla Grecia del mondo antico, non certo della meno evoluta, il bambino non aveva alcun diritto. Poteva essere sollevato da terra e riconosciuto come figlio, o poteva essere lasciato tranquillamente morire. Tanto è vero che la leggenda racconta che la stessa nascita di Roma è legata all'abbandono di due bambini, Romolo e Remo, che vengono allattati da una lupa. Solitamente, e qui non procede il PowerPoint, come mai, cos'è successo, scusate? Non procede, si vede solo la prima immagine e le altre non si vedono più. Se c'è magari un tecnico che mi sa aiutare. Che cosa accade? Che Marco, ho sbagliato qualcosa. Ho sbagliato qualcosa? Sì, se ne sono aperti due. Ne ho aperti due e quindi scusate. Niente. Ecco qua. Scusate, richiudo tutto. Vediamo se ci riesco. Ok, va adesso? Sì, ok. Allora, scusatemi, perché le immagini sono importanti per capire la storia. Eccoci qua. Qui avete la lupa capitolina e la rupe tarpea, dove venivano talvolta buttati i bambini non voluti. L'infanticidio, vi dicevo, era normale perché per tanti motivi. Facciamo un esempio: il cittadino romano poteva avere più schiave, i figli delle schiave erano oggetti, erano cose,
potevano diventare schiavi a loro volta, oppure potevano essere abbandonati. Noi sappiamo che nell'antica Roma i bambini abbandonati, lasciati morire, esposti vicino alla columna lactaria, esposti e poi allevati da qualcuno che li trasformava in schiavi, erano un gran numero. La seconda fonte di schiavitù dopo le guerre erano i bambini abbandonati. Questo succedeva anche nell'antica Grecia. Nell'antica Grecia, anche lì, il bambino non era un soggetto di particolari diritti, al contrario, pensate che Agamennone, prima di partire per la guerra di Troia, sacrifica sua figlia Ifigenia. Il sacrificio umano, anche dei bambini, era qualcosa di molto diffuso in tutte le civiltà antiche. Forse è per questo che quando ad Abramo viene chiesto di uccidere il figlio non si stupisce più di tanto, in un certo senso, perché i vicini fenici, cartaginesi, fondavano i loro templi, celebravano le loro date più importanti proprio con l'uccisione di infanti. Io vengo da una città, a Trento, che ha come vescovo un vescovo martire, San Vigilio, che nel IV secolo d.C. Si scaglia contro i Reti, queste popolazioni germaniche del Trentino, che sacrificavano a Saturno i bambini in alcune notti dell'anno per propiziare i raccolti. Per i raccolti, per le primizie del raccolto, si sacrificavano i bambini. Vigilio si scaglierà contro questa usanza e verrà ucciso. E questa è una caratteristica che chi conosce il mondo antico sa essere diffusissima. Bambini abbandonati. Il mito di Edipo ci racconta proprio quello, un bambino abbandonato perché avrebbe ucciso il padre, sposato la madre. Cioè questi bambini nascevano in una data infausta, nascevano nella data di una sconfitta, nascevano con una voglia, nascevano a Sparta con una malformazione, ricordate a Sparta, bambino con la malformazione, bambino ucciso. Ecco allora che questo non accade soltanto nel mondo antico, lo possiamo vedere per esempio nel mondo che è stato cristianizzato solo superficialmente o ancora marginalmente. La Cina e l'India sono due continenti dove l'infanticidio è ancora estremamente diffuso. L'Economist qua ricorda che fra Cina e India mancano 100 milioni di bambine. Certo, perché nelle civiltà agricole l'infanticidio è, ripeto, accettato, ma l'infanticidio di bambine è un po' più diffuso di quello di bambini, perché nella società agricola la bambina può diventare un peso economico. Ecco perché una volta si abbandonavano, magari si avvelenavano mettendo del seno sul capezzolo o si lasciavano direttamente morire. Oggi nelle città dell'India noi possiamo fare degli aborti selettivi. Vuoi risparmiare dei soldi? Vieni qua, facciamo un'ecografia, vediamo se è un bambino o se è una bambina. Poi deciderai cosa fare. Se è una bambina, ti tocca mantenerla fino a una certa età, darle la dote, aborto selettivo, la eliminiamo. Questa è una caratteristica, ripeto, tipica dei continenti non toccati dal cristianesimo. Per esempio, questo è uno dei tantissimi articoli che potrei farvi vedere, neonata sepolta viva, India, 50 bambine uccise ogni mese. Che cosa succede? Succede che, come vi dicevo, questo succedeva anche nella nostra Europa, anche nella civiltà romana, anche nella civiltà greca, anche se succedeva con proporzioni forse più basse rispetto ad altre civiltà, però succedeva. Tanto è vero che i primi cristiani che cosa fanno? I primi cristiani, fra le altre cose, raccontano questo: siamo come gli altri, ci sposiamo come tutti, generiamo come tutti, ma non gettiamo i neonati. San Giustino, a noi per non commettere alcuna ingiustizia e impietà è stato insegnato che è proprio dei malvagi esporre i neonati, perché vengono avviati alla prostituzione, perché vengono lasciati morire, perché diventano schiavi. Dovete pensare che anche tanta della battaglia della Chiesa per la difesa del matrimonio, che oggi noi magari concepiamo in un modo diverso perché i tempi sono cambiati, ma era una battaglia, per esempio, in civiltà dove c'era la poligamia, per la difesa dei bambini, perché immaginate un uomo che ha tante mogli e non ha la possibilità di mantenere l'enorme numero di figli che nascono.
E quindi quanti bambini abbandonati in queste civiltà dove c'è una promiscuità e dove magari ci sono uomini che hanno un certo grado di libertinaggio piuttosto ampio. Ecco, nella Didache si legge per esempio: tu non ucciderai con l'aborto il frutto del tuo grembo, né farai perire il bambino già nato. San Basilio nel IV secolo, se non ricordo male, dice: l'aborto è un omicidio ma anche un suicidio, perché queste giovani donne che a 14 anni iniziavano ad avere figli, e potevano avere figli fino a 35 anni magari, forse una volta meno che adesso, partorivano serialmente, pensate agli schiavi, e molte di loro poi ricorrevano all'aborto con i metodi dell'avvelenamento, delle pedate in pancia, pensiamo a Nerone Poppea e cose di questo genere, e molte di quelle morivano. Quindi già nei primi secoli c'è un'attenzione non soltanto ai bambini, ma anche alla vita di queste mamme sottomesse in qualche modo a questa sessualità sfrenata, che portava anche alla loro morte, alla morte di tante donne. Che cosa succede allora? Succede che la cultura cambia, e che quindi Dio si è fatto bambino. Il bambino non è un essere senza forza, senza ragione, senza parola, senza dignità, senza diritti. Non è una civiltà in cui il padre ha ancora il ius vitae ac necis, il diritto di vita e di morte, perché nel mondo romano il massimo del crimine era il parricidio, mentre l'infanticidio era normale. Col cristianesimo le cose si capovolgono. Pensate anche alle divinità greche: Cronos mangia i suoi figli, Saturno mangia i suoi figli. E quindi i primi cristiani dicono ai pagani: voi avete degli dei che mangiano i figli, noi abbiamo un Dio che muore per i suoi figli. È proprio un cambiamento di prospettiva impressionante. È un cambiamento di prospettiva impressionante anche semplicemente l'arte sacra, cioè vedere delle immagini di una donna e di un bambino. Oggi non avrò il tempo di parlare anche della storia delle donne, ma l'altra figura, le tre figure marginali dell'epoca precristiana sono i bambini, le donne e gli schiavi. E ogni tanto io dico: dov'è che c'è San Giuseppe, che c'è sempre solo la Madonna e Gesù bambino? Ma se pensiamo a che cosa è stata come novità che una donna portasse nel suo utero il figlio di Dio, allora capiamo meglio. I romani dicono ai cristiani: voi credete davvero che Dio si sia fatto bambino e che sia passato nella cloaca uterina? Così scrive Celso, la cloaca dell'utero, ma è il posto più... sapete che anche nelle dottrine orientali, se un uomo vive male si reincarna in una donna, e questo è legato proprio a un disprezzo della generazione. Invece qua c'è completamente un cambiamento di prospettiva. I bambini non vengono più abbandonati, i bambini vengono abbandonati ancora, perché rimaniamo peccatori anche col cristianesimo, però c'è un cambiamento enorme. E allora che cosa nasce? Accanto alla predicazione, a ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, nasce anche la carità. Le due cose vanno sempre insieme nella storia del cristianesimo, perché Dio è logos ed è amore. E quindi non è mai un discorso così campato in aria, è sempre un discorso che diventa realtà, che diventa concretezza. Parlavamo prima del sistema preventivo. Il sistema preventivo non è uno dei manuali pedagogici di oggi terribili che danno a noi insegnanti e che servono soltanto di solito per peggiorare le cose. Perché poi guardi gli alunni dicendo: vediamo se rientra nello schemino del manuale pedagogico che ho studiato, una cosa terrificante. I colleghi che fanno molti corsi di solito rientrano in classe e fanno dei danni inenarrabili, perché non seguono più il cuore, la spontaneità, vabbè, lasciamo perdere. E allora nascono le ruote degli esposti, vengono poste delle conchiglie di pietra fuori dalle chiese, vengono costruite delle ruote. Perché? Perché ci sono delle coppie che sono in difficoltà, perché ci sono delle ragazze madri che vogliono abbandonare il bambino. Abbandonare il bambino non è un reato, si può fare, si abbandona però in una ruota degli esposti. Il bambino viene preso, viene segnato magari il suo nome, viene segnato figlio di M ignota, madre ignota, a cui poi l'espressione un po' più volgare, perché in certi casi poi i genitori superano un periodo di difficoltà e possono tornare in certi casi a richiedere il bambino. Queste sono le ruote degli esposti. Quando ecco che l'orfanatrofio dunque è un'istituzione che nasce dal cristianesimo, e gli orfanatrofi sono luoghi in cui la carità fa a gara
Questo è un particolare dell'ospedale degli Innocenti di Firenze. L'ospedale degli Innocenti di Firenze è l'ospedale degli orfani. Per costruirlo viene chiamato il miglior architetto di Firenze, Brunelleschi. Vengono chiamati della Robbia per fare le immagini. L'ospedale degli Innocenti si dice che in 500 anni abbia fatto nascere circa 500.000, salvato 500.000 bambini. Il più famoso dei nostri tempi è il regista Zeffirelli, l'autore di Gesù di Nazareth. Degli Innocenti è infatti un classico cognome di persone che sono state abbandonate. I bambini abbandonati e allevati prendono dei cognomi che ci permettono di solito di risalire alla lontana origine, degli Innocenti, Colombo, Fortuna, Fortunato, Trovai, Dio t'allevi, Proietti, che vuol dire gettato, oppure in altre zone prendono il nome dell'ospedale e del fondatore dell'ospedale, per esempio nella zona di Parma era stato un ricco mercante, perché dovete tenere presente che molte di queste istituzioni nascono dalla Chiesa, ma nascono anche da laici. Per esempio nascono tantissime da mercanti e banchieri. L'Italia è piena di mercanti e banchieri che fra il 200, il 300 e il 400 fanno un sacco di soldi, e poi ogni tanto si dicono ma non è che li abbiamo fatti sempre proprio seguendo tutte le regole. Allora fanno delle immense donazioni. Il padre di Beatrice, la donna di Dante, è colui che dona per uno degli ospedali più importanti di Firenze, no? Tanzi è un altro mercante, Francesco Datini è un mercante di Prato che mette i primi soldi per l'ospedale degli Innocenti, perché i bambini sono altri Cristi. Quando noi diciamo povero Cristo, ripetiamo un'espressione che si dava a tutti quelli che erano in difficoltà. Bambino, povero Cristo, perché Cristo è nato come è nato. I poveri sono poveri Cristi. È chiaro? E questo è invece il famoso Vivaldi, perché a questi bambini di solito si insegnava la musica. Molti conservatori nascono dai bambini orfani. Era un modo per curarli dalle ferite dell'abbandono. Oggi parliamo di musicoterapia, nel Medioevo esisteva già musicoterapia, nel 500 negli ospedali romani i grandi artisti passavano a fare musica. Questo succede sempre. Questo è un santo della mia terra, meglio della Val Badia, che è un po' più in su, e questo, girando in questa valle, si vede dappertutto questa faccia di questo cinese. E io mi chiedevo cosa ci facesse un cinese in Val Badia, paesino di montagna, perché ormai tutto il mondo è paese, però un cinese dappertutto mi sembrava strano. E invece era un locale che era partito, come tanti missionari, per annunciare il Vangelo. Arriva in Cina e che cosa succede? Arriva in Cina e scrive le sue lettere. Oggi ho trovato 3 bambini abbandonati, oggi ho battezzato 4 bambini. E quanti bambini battezza questo? Le prime lettere non capisci e dici questo qua li ruba ai genitori. Perché in realtà dopo a un certo punto a una certa lettera dice qua ci sono un sacco di bambini abbandonati, li troviamo morenti sotto gli alberi. Qua non c'è nessun rispetto per i bambini. E allora si trova che è partito per evangelizzare e costruisce un orfanatrofio. È la storia di missionari in tutti i paesi del mondo, India, Cina, Africa, orfanatrofi dappertutto. Il cristianesimo costruisce orfanatrofi dappertutto perché è la religione del Dio che si è fatto bambino. A un certo punto lui racconta in un bellissimo passaggio di aver preso una bimba morta, abbandonata dai suoi genitori, e di averle fatto un funerale, facendole una bella bara, una lunghissima cerimonia. Dice, e questi ci guardavano, dicevano, tutto sto rumore per una bambinetta così, anche perché quando ne nascono tante diventa normale, no? Che poi muoiono. Pensate anche a Madre Teresa. Madre Teresa era quella che diceva che il più povero dei poveri è il bambino nell'utero materno, e che la più grande minaccia alla pace è l'aborto. Perché se una madre e un padre non accolgono un figlio, non potranno accogliere nessun altro. Però nello stesso tempo sapeva che in quella cultura questo non era vissuto in questo modo, e quindi si dedica anche molto ai bambini, si dedica a insegnare tante cose alle coppie e così via. Ecco, e quindi il cristianesimo, facciamo breve, ha significato questo. Accade poi qualcosa di nuovo nella storia, che mentre il bambino assume questo ruolo così importante, fino magari a travalicare
oggi nel farne un piccolo talora despota o imperatore, e quindi all'estremo opposto, perché noi diciamo che spesso siamo eredi di idee grandiose e siamo riusciti a rovinarle. Ecco, poi qualcosa cambia con i due sistemi atei del Novecento. Il primo paese a introdurre l'aborto legale è l'Unione Sovietica, comunismo, e il secondo paese, in ordine cronologico semplicemente perché si afferma qualche anno dopo, è il nazionalsocialismo. Questo è il famoso Mengele, che per esempio si occupava di fare esperimenti sui bambini e di praticare aborti. Quando Mengele scappa e va in Argentina, che cosa fa? Costruisce una clinica per aborti. Questo è il New York Times che racconta la seconda vita di Mengele in Argentina. Cosa fa? Ha messo su una clinica di aborti clandestini. E questo succede, dicevo, nell'Unione Sovietica e succede in Germania. Ecco perché quando noi parliamo dell'Est Europa spesso parliamo di grandi orfanatrofi di Stato. Fra il 19 e il 21 l'Unione Sovietica si riempie di orfani, si parla di una marea di orfani, 7-9 milioni di orfani, è un fenomeno epocale che viene descritto costantemente nelle cronache dell'epoca. Chi erano? Beh, era stato introdotto anche il divorzio breve, il divorzio per cartolina, società agricola, un sacco di uomini mettevano incinte le donne e se ne andavano. Queste donne, società agricola, non è che trovavano un impiego in banca, al supermercato, rimanevano con i figli abbandonati. E c'erano tutti questi bambini che nascevano abbandonati e che poi a un certo punto il regime arruolerà nei servizi segreti. Bambini abbandonati, bambini senza amore, saranno bambini spietati. Questa è una caratteristica, molti di loro hanno ricevuto fin da piccoli, non hanno conosciuto l'amore familiare, hanno conosciuto l'abbandono, il dolore, diventarono molto cinici. Molti dei peggiori criminali erano stati bambini abbandonati. E qui la faccio breve finché arriviamo appunto agli anni 60, Inghilterra e Stati Uniti, dopo l'Unione Sovietica, l'Inghilterra e gli Stati Uniti, il mondo anglosassone in questo è sempre all'avanguardia, e l'introduzione dell'aborto, la faccio breve, fino all'aborto al 9° mese. Sapete che qualche giorno fa in America, nonostante le spinte del cattolico presidente Biden, cattolicissimo, che voleva l'aborto fino al 9° mese, è stato fermato per un pelo. Quindi significa che è un aborto cosiddetto a nascita parziale, quindi il bambino viene ucciso fino al 9° mese. E abbiamo addirittura personaggi così sorridenti come questa ragazzina che dicono: ma in fondo se abortiamo i bambini in qualche paese fino al 3°, in qualche paese fino al 5°, in certi stati dell'America fino al 9°, perché non possiamo aspettare anche qualche mese dopo, l'aborto postpartum, così vediamo meglio se è il caso di tenerlo o di non tenerlo. Si chiama eugenetica ed è una vecchia pratica antichissima pagana rinata con il nazionalsocialismo. Ecco perché possiamo concludere questa prima parte con questo bambino e questo salmo, queste frasi di San Paolo: Dio ha scelto le cose deboli di questo mondo per confondere le forti. Ha scelto ciò che è senza sapienza per confondere i sapienti, ha scelto le cose umili e quelle che non sono per togliere valore a quelle che sono. Segno di contraddizione della nostra civiltà è proprio questo bambino, è questa paura oggi di accogliere la vita, perché vedete a cosa si lega l'aborto? Oggi non si lega più a una disumanità come poteva essere quella del mondo pagano, si lega soprattutto a una mancanza di fede, a una mancanza di fiducia. Non dico fede solo in senso soprannaturale, ma anche, usando anche una terminologia laica, una mancanza di fiducia nella vita, nel senso della vita, quella fiducia originaria che caratterizza ogni bambino quando si affaccia al mondo e vuole conoscerlo, è attratto dalla bellezza della natura. È una vita che perde di senso, un orizzonte che non ha più alcun significato, diventa qualcosa che ci chiude nel nostro egoismo, nelle nostre abitudini, e quindi tutti noi sappiamo che un bambino è qualcosa di nuovo, è qualcosa che ci cambia la vita, è qualcosa che ci fa rinascere in un certo senso, una risurrezione, perché ogni bambino ci riporta a essere bambini anche noi, ma è anche un sacrificio.
Il bambino nasce nel sacrificio e nella gioia. Fin dal primo istante il bambino viene ferito dalla luce e illuminato dalla luce. La nostra vita, la nostra vita di esseri mortali ma immortali si colloca sempre in questa ambiguità. La fede è quella che ci fa vedere il bicchiere mezzo pieno, è quella che ci fa vedere la bellezza della nascita, è quella che ci fa godere della novità, del mondo che si riproduce, del progetto di Dio che prosegue. E la mancanza di fede, la mancanza di fiducia è il desiderio di dissolvimento. Oggi l'uomo non vuole più soltanto uccidere come ha fatto dai tempi di Caino, oggi l'uomo vuole uccidersi. Perché noi, dopo aver introdotto il divorzio e l'aborto, la divisione fra la donna e l'uomo, fra l'uomo e il figlio, siamo in una società che parla soltanto di eutanasia e di droga, cioè di una forma di suicidio veloce, l'eutanasia, e di una forma di suicidio lento che è la droga. In questi giorni sono queste le leggi che sono nel nostro Parlamento: l'eutanasia, il suicidio e la droga. Ecco che allora, adesso andiamo molto veloci, i cambiamenti sono anche tanti altri. Pensate alla crocifissione. Che cos'era la crocifissione? Nascita, poi passiamo alla morte. Crocifissione. La crocifissione era la pena degli schiavi. Gli schiavi venivano crocifissi. Gli schiavi di solito erano o bambini abbandonati o più spesso prigionieri di guerra. Gli schiavi che punizione avevano? La crocifissione, la più ignominiosa, la più crudele, il servile supplicium. E Gesù che si è fatto bambino, che pena sceglie? Sceglie la pena degli schiavi. E che cosa succede dopo che Gesù sceglie la pena degli schiavi? Succede che 300 anni dopo circa, un imperatore di nome Costantino, quello che nel 313 dà la libertà ai cristiani, farà anche altre cose che spesso dimentichiamo. Inizierà a dare degli aiuti ai genitori in difficoltà economica, condannerà l'infanticidio, ma per quanto riguarda gli schiavi proibirà la crocifissione, proibirà il marchio a fuoco sul volto degli schiavi, proibirà i giochi del circo, che erano i giochi in cui gli schiavi gladiatori morivano a migliaia, perché quando Traiano fa i giochi per celebrare la vittoria sulla Dacia, sono 10.000 gladiatori, cioè 10.000 schiavi, che muoiono, mentre la gente si spella le mani perché si ammazzano fra di loro o si fanno uccidere dalle bestie. Ecco perché dalla nostra civiltà non soltanto nasce quest'idea del bambino, ma anche della uguaglianza di tutti gli uomini davanti a Dio. Non c'è nessuna civiltà del mondo antico che non ha la schiavitù. Di più, non c'è nessuna civiltà del mondo antico che condanna la schiavitù. Quando Gesù viene e condanna la schiavitù del peccato, condanna la schiavitù del peccato, ma condanna anche la schiavitù. Non c'è più né giudeo né greco, né maschio né femmina, né schiavo né libero, dice San Paolo. E gli storici ci dicono che i primi cristiani, che avevano anche loro gli schiavi, perché erano romani, e si sedevano vicino ai loro schiavi a messa, e i loro schiavi prendevano il corpo di Cristo, iniziavano a pensare, ma allora, e iniziavano a capire quanto c'è voluto per eliminare la schiavitù dalla storia dell'Europa. C'è voluto il suo tempo, ma subito gli schiavi hanno iniziato a essere tutelati, non potevano essere più cose, potevano sposarsi, mentre sotto Roma non potevano sposarsi, potevano avere dei figli. Quindi quando per esempio noi parliamo di servi della gleba del Medioevo, non hanno niente a che vedere con gli schiavi del mondo antico. Se voi fate un'indagine oggi come quella che accennavo prima ai bambini, la schiavitù c'è ancora in buona parte del mondo. Il mondo islamico non è che condanna la schiavitù, per fare un esempio. Uno storico romano ha indagato la storia di Spartaco. Spartaco è lo schiavo gladiatore che fa un'insurrezione. Viene poi sconfitto, ucciso, e 6.000 gladiatori vengono crocifissi lungo la via Appia per dare il segnale che gli schiavi che si ribellano vengono uccisi. E questo storico ci chiede: ma Spartaco lottava per la libertà? No, non ne aveva neanche l'idea, era un uomo prima del cristianesimo. Spartaco è uno schiavo, vince le battaglie, schiavizza i romani e dice: adesso mi diverto io a vedere che vi ammazzate. Ma non aveva l'idea della libertà degli uomini. E poi
un'altra immagine velocissima, Gesù che lavora. Che cos'era il lavoro nel mondo antico? Qui mi devo un po' ripetere, il lavoro nel mondo antico, per chi stava bene, il lavoro manuale era spregevole, il lavoro, il lavoro era proprio appunto, soprattutto quello pesante, manuale degli schiavi, no? Le vili arti meccaniche rimarrà per tanto tempo. Gesù fa il falegname. Pensate ai monaci che nel V, nel VI secolo, ora et labora, l'attività più alta, la preghiera, che anche nel mondo pagano lo era, perché la contemplazione, la filosofia era l'attività più alta, sta insieme al lavoro delle mani. È proprio l'incarnazione, lo spirito puro che si incarna, che vive e che lavora il legno. È il cambiamento. Perché? Perché l'Europa è diventata più sviluppata di altri continenti? Sarebbe lunga da spiegare, ma uno dei motivi è fondamentalmente, certamente, la dignità data al lavoro. Le famiglie nobili, dei monaci nobili che lavorano, che zappano la terra, che irrigano, che inventano. Perché poi qui è nata la botanica, è nata la genetica da Mendel e così via? Perché il lavoro è diventato qualcosa di nobile, perché il giardino che Dio ha dato agli uomini va coltivato, va reso fertile, va reso, diciamo così, utile per la vita degli uomini stessi. Ecco qui Costantino. Ecco, l'ultimo passaggio, perché il tempo sta per scadere. Abbiamo visto la nascita, abbiamo visto Gesù falegname, abbiamo invertito l'ordine delle cose, abbiamo visto Gesù crocifisso. Ma la crocifissione è la passione. Le due feste principali della storia cristiana sono il Natale e la Pasqua. Che cos'è la passione? Passione deriva dal greco pathos. Pathos è un termine che deriva appunto, che significa il dolore, ma anche per noi è un'accezione positiva. Sono appassionato, cioè amo qualcosa, no? E c'è questa coesistenza nella passione del dolore, della sofferenza e dell'amore, no? Non si dà un amore senza sacrificio, senza capacità di appassionarsi, anche di soffrire. Che cosa ha fatto, storicamente parlando, il cristianesimo? Ha completamente cambiato la visione del dolore. Prima parlavamo di Madre Teresa. Quando Madre Teresa inizia a curare i malati, le prime cose che succedono sono che quelli che stanno bene gli tirano le pietre. Cosa stai facendo? Perché nella concezione della reincarnazione, poiché anche in questa concezione c'è un premio e un castigo, ma non è un premio e un castigo nell'aldilà, è un premio e un castigo nel ciclo delle reincarnazioni. Come dicevo prima, se io mi comporto male, mi potrei reincarnare in una donna, oppure in qualcos'altro, ok? Se io sono malato, perché sono malato? È uno scherzo, però siccome in questo clima così ogni tanto gli uomini prendono qualche scherzo, e dicevo, perché se io sono malato, cosa sono? Se io sono malato sono un maledetto. Se io sono malato sto scontando le colpe della vita precedente. Anche nel Vangelo c'è il cieco. Perché è cieco? Ha fatto qualche colpa? C'è qualche colpa dei suoi genitori? Quando a New York il sindaco ebreo di New York si trova i primi casi di malati di AIDS, anni 80, quando con la promiscuità, il movimento gay di San Francisco, l'esplosione di queste stanze dove ci si drogava e così via, si diffonde la droga. Questi malati di AIDS, non so se li ricordate, non so se ne avete mai visto uno di quegli anni, io ne ho visti tanti, e sembra di vedere la morte. Adesso non sono più così, perché adesso ho parlato di AIDS, è tutta un'altra cosa, ma solo 15 anni fa sembrava di parlare con un morto. Chi aveva il coraggio di avvicinarli questa gente? Nessuno. E allora il sindaco O'Connor di New York, il grande sindaco fra l'altro della battaglia per la vita, il grande sindaco che combatteva anche contro questo movimento gay, il sindaco ebreo gli dice: ascolta, qui non li cura nessuno, i medici questi qua malati, questi non li vogliono neanche vedere. Allora lui chi chiama? Chiama una suora, chiama Madre Teresa. Madre Teresa chi chiama? Chiama una sua suora. Chi era questa suora? Era stata una lebbrosa. Quando aveva avuto la lebbra, la pelle aveva iniziato a indurirsi, i suoi genitori l'avevano mandata via di casa. Ciao, tu sei maledetta. Perché è così, per loro è così.
E questa poi aveva avuto brutte vicende, poi era stata accolta dalle suore, è diventata una suora di Madre Teresa. E allora O'Connor, il sindaco di New York, dicono: questi sono i maledetti di oggi, nessuno li avvicina, non si sa come si trasmette questa paese, hanno una faccia terrificante, come i sifilitici nel Cinquecento, no? E allora questa dice: anch'io ero maledetta, e inizia a curare. La prima casa per malati di AIDS nasce così. Che cosa voglio dire? Voglio dire che col cristianesimo accade che Dio ha sofferto, che Dio ha patito. In altre filosofie il patimento va in tutti i modi sfuggito, no? Pensate al Buddha nella sua posizione, che è l'assoluto distacco dalla vita. Questa assoluta quiete del volto, questo tentativo di non soffrire non vivendo. Ecco perché l'Oriente non ha prodotto gli ospedali, non ha prodotto la scienza, perché la vita è vista come una sofferenza da sfuggire, attraverso un'astrazione dalla vita. Invece nella nostra visione Dio ha sofferto, questo è il compianto sul Cristo morto. Questa è la passione, non si vede niente, ma c'è Gesù del film Passion che abbraccia la croce e c'è la Veronica che gli asciuga il volto. Qui c'è invece il Cireneo che porta la croce e qui c'è la pietà di Michelangelo e la pietà nel film di Mel Gibson. La Veronica che asciuga, Dio che soffre, la Veronica che asciuga il volto, il Cireneo che porta la croce, portate gli uni i pesi degli altri, la Madonna che tiene Gesù sulle ginocchia, la virtù della pietà. Qui potremmo fare un'analisi lunghissima, non abbiamo il tempo, ma quali erano le virtù del mondo antico? L'arte oratoria, la capacità militare, la forza. Anche per questo le donne avevano un ruolo secondario. E invece col cristianesimo la pietà, col cristianesimo l'accoglienza, col cristianesimo la pazienza, pathos, la pazienza della donna nel parto. Col cristianesimo il paziente, colui che soffre. Ecco perché il cristianesimo ha creato l'ospedale. Non so quanti sappiano, perché nella nostra scuola non viene mai insegnato, che l'ospedale non è una cosa che abbiamo sempre avuto. Tutti i popoli del mondo hanno avuto una loro medicina, tutti, cinesi, indiani, ognuno una sua medicina, ma non l'ospedale, è una cosa totalmente diversa l'ospedale. Il medico greco curava qualche benestante, in certi casi i medici greci curavano, o romani curavano i soldati per la guerra. È chiaro? Abbiamo addirittura casi di medici che curavano gli schiavi perché gli schiavi costavano. Ma un'idea di una cura per tutti, perché il malato ha una sua dignità, non esisteva. E il tempo sta per finire, e infatti fra un attimo finiamo, e ecco che il cristianesimo crea l'ospedale. Come il Natale ha generato l'orfanotrofio, quello che abbiamo visto, come la croce ha generato questa idea di Dio che si è fatto per tutti gli uomini, solo nell'età moderna nascerà il razzismo scientifico, che nasce dalla negazione dell'idea che siamo figli tutti dello stesso padre e della stessa coppia. Perché quando i razzisti del Settecento e dell'Ottocento dicono: ma non vorrei mica credere che un africano ha gli stessi progenitori che abbiamo noi. Da lì tutte le teorie secondo cui alcuni sarebbero più simili alle scimmie, altri meno. Era tutto il tentativo di negare la fratellanza universale degli uomini. E qui nasce anche l'ospedale. Il primo ospedale del mondo lo crea, il primo ospedale dell'Occidente, nasce da una donna, Fabiola, Santa Fabiola, 390 d.C., Roma. Fabiola, che una donna, una vedova, sapete la storia delle vedove, sapete San Giacomo, la vera fede, servire gli orfani e le vedove, un'altra figura assolutamente secondaria, vedova che eredita quindi beni, può gestire dei beni, cosa che le donne non potevano fare nel paganesimo, e si dedica ai malati, il primo ospedale. E poi pian piano la storia degli ospedali. Qui non vedete niente, ma questo ospedale è l'ospedale di Siena. Se voi andate a vedere l'ospedale di Siena, qua c'è il Duomo di Siena, di fronte c'è l'ospedale di Siena. E come si chiamava l'ospedale nel Medioevo? Si chiamava Domus Dei, Hotel Dieu. God, un'altra parola che non ricordo più, è meglio che non pronunci. Si chiamava Casa di Dio, e infatti era una navata
o a 3 navate, era tutto affrescato, era bellissimo. Questo è l'ospedale di Siena, vi consiglio di vederlo, è un ospedale che è stato in funzione fino ai primi del Novecento, un ospedale da cui sono nati in Europa 300 ospedali, quantomeno solo nel Medioevo, perché l'Italia è stata la culla degli ospedali. Gli ospedali sono nati dall'Italia, da Pisa, da Siena, da Roma, da Bologna, non per niente poi è nata anche l'anatomia, Bologna, Roma, Padova. L'Italia cristiana è stata la culla dell'ospitalità, della medicina, dell'anatomia per secoli, proprio perché era connessa alla carità. Non c'era soltanto il conoscere, cioè la medicina, c'era anche il curare, cioè la carità. Non c'era soltanto il Dio Logos del mondo greco, c'era anche il Dio che è amore, concetto che i greci non avevano minimamente. E questo ospedale si chiama Santa Maria della Scala perché una parte era dedicata ai bambini abbandonati che infatti nell'immagine si arrampicano sulla scala in cima alla quale c'è la Madonna. Qui vedete delle immagini finali con delle suore di Madre Teresa che caricano in qualche modo su queste primitive ambulanze dei malati, ma non si vede bene, ma volevo farvi vedere cosa significa, cosa può voler dire Fabiola che va a prendersi questi corpi abbandonati, sporchi, puzzolenti. Mi viene in mente quando Ettore Vernazza, uno dei nobili genovesi, discepolo di Caterina da Genova, grande mistica, decide, un uomo di una famiglia importantissima, decide di occuparsi dei sifilitici, cioè di questi malati che sono i malati di AIDS 500, puzzano, la carne si corrompe, vengono allontanati da tutti, lui decide di curarli, un uomo ricchissimo, benestante, poi costruirà i primi ospedali per sifilitici, poi morirà nel lazzaretto. Ecco, i malati di allora erano abbastanza. Ecco, l'ultima cosa che non vediamo perché il tempo è scaduto e che sarebbe molto attuale è questa immagine: Padre perdono loro perché non sanno quello che fanno, amate i vostri nemici, porgete l'altra guancia, che non ci ha trasformati automaticamente in persone molto buone perché rimaniamo ancora cattivi, però una parte della storia, anche questa poco conosciuta ma che gli storici conoscono bene, è come sia cambiata anche la storia della guerra. Lo dico in 2 parole: quella grande epopea di ricchezza che si ha in Italia e in Europa fra il 1000 e il 1500, quel periodo in cui nascono le cattedrali, in cui nascono gli ospedali, in cui nascono le banche, in cui nascono le università, in cui nasce quell'arte che ancora oggi vediamo, è un periodo così perché è un periodo di pace, ed è un periodo di pace perché quell'idea di perdonare diventa quello che gli storici chiamano un fenomeno di canalizzazione della guerra. Noi ce lo dimentichiamo, ma il secolo più violento della storia è il secolo moderno. Inizia con Napoleone, non c'era neanche la leva militare obbligatoria nel Medioevo, non esisteva. Inizia con la rivoluzione francese, inizia con le guerre di massa, le guerre totali, le guerre senza distinzioni fra giovani, anziani, vecchi, bambini, iniziano nel Novecento. Nel Medioevo ci saranno tutta una serie di regole che non elimineranno la guerra, no, ma come dicono gli storici la renderanno un fenomeno marginalizzato, canalizzato. Noi di solito non lo capiamo perché facciamo tutta la storia del Medioevo 1000 anni in un anno di scuola e il Novecento in un anno, ma in realtà se noi prendiamo tutte le crociate, e non stiamo a 40 anni, hanno meno morti della campagna di Russia e di Napoleone. Grazie. Abbiamo qualche minuto per porre qualche domanda, se qualcuno vorrebbe fare una domanda. Ciao, scusa, non parlo molto bene italiano, sono americano e abbiamo un movimento adesso. Lei ha collegato l'aborto con schiavitù come qualcosa di paganismo, di secolare. Abbiamo adesso negli Stati Uniti un movimento contro l'aborto e usiamo per la maggior parte un modello del movimento contro la schiavitù di 150 anni fa. Ma per quanto mi pare sembra di essere questa differenza, cioè tra
il maestro e il schiave, si dice schiave, c'è uno spazio, ma tra una mamma e la sua propria bambina o bambino non c'è nessun spazio per entrare, per difendere il bambino. Quindi deve essere qualche strategia cristiana diversa, giusto, per scontrare l'aborto di quello che abbiamo usato per sopravvincere schiavitù. Ha qualche commento di come dobbiamo scontrare, si dice, l'aborto in un modo diverso? Contrastare la schiavitù in modo diverso di quello che abbiamo fatto con la schiavitù. Grazie della domanda. Vediamo se riesco a rispondere, perché non è una domanda facile. Diciamo che se abbiamo parlato di incarnazione, parliamo di un uomo, di un cristiano che ha... noi apparteniamo alla specie umana, no? Biologicamente, poi singolarmente ogni anima è creata, quindi siamo singoli in relazione, no? Quindi tutta la nostra vita si svolge su un piano privato, familiare, su un piano pubblico, no? In tutti questi campi noi dobbiamo fare qualcosa per la vita, e in tutti i campi l'essere cristiani è automaticamente un fare qualcosa per la vita, nel senso che nel momento in cui noi passiamo la fede ai nostri figli, passiamo la fiducia, passiamo il senso dell'esistenza, passiamo quella capacità di dire sì, di dire sono presente di fronte a un bambino che arriva in un momento non voluto, passiamo la speranza di fronte alla difficoltà di un parto difficile, di un bambino malato. Quindi questa è la prima cosa in assoluto, la nostra dimensione personale e familiare. Poi c'è la dimensione di qualcuno nell'educazione, nella scuola, no? Nella scuola dobbiamo cercare di portare questo messaggio, e bisogna portarlo in un modo nuovo, perché i tempi sono cambiati. Io solo 12-13 anni fa non esisteva un anno in cui non facessi assemblea d'istituto e mi chiedevano parlaci dell'aborto. Adesso mi chiedono parlaci dell'eutanasia, perché l'aborto non interessa più, è un dato di fatto. Dobbiamo decidere se ammazzare noi o di ammazzarci o non ammazzarci. Quindi anche qui capite che il livello della disperazione ha fatto un salto. La parte educativa è importante, dobbiamo fare quella. Poi dobbiamo agire nel campo politico. Il campo politico è un campo importante. E anche qui però le cose cambiano continuamente, perché all'interno della Chiesa stessa le cose cambiano. Quando con alcuni amici fondammo la Marcia per la Vita nel 2011, abbiamo fatto molta fatica a portare al convegno di Roma, al seconda marcia, il cardinale Cafarra e Monsignor Crepaldi, ma un cardinale lo abbiamo avuto. E col tempo si fa sempre più fatica. Non c'è una ricetta, se non quella di provare in ogni campo, da quello familiare a quello educativo, anche a quello politico. È ovvio che, per esempio, bisogna ricostituire anche una presenza politica, una presenza pubblica, quindi dalla manifestazione che deve essere fatta in un certo modo, perché oggi all'uomo di oggi non puoi parlare più neanche, ripeto, come all'uomo di 10 anni fa. Veramente bisogna riuscire a capire come ai nostri figli non possiamo più parlare come parlavano i nostri genitori a noi. In un certo senso è tutto sempre più difficile, e in un certo senso ci mette sempre più in gioco, in un certo senso ci costringe sempre di più a dare ragione della speranza che abbiamo, e a fare fatica, perché se penso ai miei genitori che mi lasciavano tranquillamente fuori l'estate dalla mattina alla sera, questo non possiamo più permetterci, semplicemente perché c'è questo terribile aggeggio, o perché non c'è niente. Quindi dobbiamo creare spazi nuovi di divertimento. Per esempio io sento profondamente questo: quando in passato riuscivo a organizzare qualche campeggio per i ragazzi,
magari se hai il sostegno della Chiesa bene, se non ce l'hai come fai? Se nella tua città non c'è nessuno che... vedevo che solo divertirsi in un altro mondo spalanca un mondo nuovo, ok? Per esempio, io adesso per fare la battaglia sulla vita, se in passato partivo spesso dalle immagini, adesso parto da una filosofia della nascita che è una cosa che in realtà cerca un pochettino di partire da una visione ottimistica dell'esistenza. Beh, noi non riusciremo mai a cambiare le leggi se non cambiamo la cultura. Allora, ricordiamoci che il cristianesimo ha avuto una fortuna, ha avuto qualche imperatore che si è convertito, ma quando Costantino ha detto da domani i giochi del circo non si fanno più, non è che sono finiti i giochi del circo, cioè sotto casa non glieli facevano, ma il mezzo impero glieli facevano come prima. Quando i cristiani leggevano non esiste più né schiavo, non è che subito lo capivano. Se noi pensiamo a Agostino, che dice? Agostino nelle sue prediche dice ai genitori, ai padri: non combinate più il matrimonio dei vostri figli, perché il matrimonio è libero, si impegnano per tutta la vita, faglielo fare liberamente, no? E dicendo, non è che ad Adamo Eva gliel'ha presentata suo padre, ok? Agostino questo, quindi in Africa, è che subito dopo i padri dicono, ah vabbè dai, da domani, no, è un processo lungo. Poi piano piano, quando una certa cultura prende piede, allora delle leggi seguono, rafforzano questa cultura e la rendono in qualche modo generalizzata, ma non si cambia la legge senza aver cambiato almeno una parte della cultura e senza aver fondato anche una classe dirigente di persone che siano, come direbbe un politico medievale, appassionate al bene comune e come tali capaci anche di accelerare dei processi storici, no? È chiaro? Per cui è lunga.